A tutti quanti voi un caloroso benvenuto e bentrovati nella felice città di Termini Imerese. Grazie di essere qui per questa 7ª edizione del Premio Letterario Nazionale Imera. Grazie, grazie, grazie. Secondo premio ex equo a Calogero Sorce di Venaria Reale Torino per la poesia Quando la luci vidi. Non c'è, per cui c'è un delegato che è Maria Cancilla, ma nel frattempo ascoltiamo sempre il professor Pilato. Quando la luce dirò, Dio ringrazio. Mi sta per l'era risulfaro giallaccio, che mi brucia l'occhio e le corelle, la pelle mia mi colora di giallo e verde. E 100 metri sotto terra, con capo di spalle in una cartella, chi la ripete capiscono cantare. E ogni giorno che passa all'ansia è uguale. Sogno caruso, hai 11 anni e ogni anno che passa è un fermo. Mia padre mi affittò a soccorso morto e mi disse: appicca tempo ti riscatto. Ma io sapevo che questa promessa a poterla mantenere era la prima impresa. Ma solo si doveva maritare e senza doti cosa doveva pigliare. E io aspetto un vano e lo giorno di oggi e germani mi sta per terra di cartanissetta con me lo sulfaro ma brucia le corelle. E ogni giorno che passa e sogno vivo la croce mi faccio. Ringrazio Dio perché lo griso è sempre traditore e quando vieni fuori qualcuno muore. La sciamma della Citelenica io va cercando. Quando vieni e chi ti è così innamorato che quando l'incontra bene la vampata. E oggi è lo giorno destinato. È proprio il giorno che si sono incontrati. Aiuto! Aiuto! Qualcuno grida forte. E io vicino a me vedo la morte. Ora c'è lo cimitero delle Carose, vicino alla Perrera del Solongo, con i 65 furono morti. E richieste 19 erano Carose. Grazie a Raimondo Pilato e grazie al maestro Giancarlo Aguglia per l'accompagnamento. Delegata a ritirare la poetessa Maria Cancilla, consegna la targa alla professoressa Elena Giamporcaro di Partinico. Ecco qui. Facciamo il passaggio, vi ricordo che è secondo premio ex equo a Calogero Sorce, ritira la poetessa Maria Cancilla, consegna la targa la professoressa Elena Giamporcaro di Partinico. I nostri fotografi, le nostre camere e l'applauso del nostro pubblico. Grazie.